Persone buone, gentile, buono, gentile e mai litigare con nessuno, niente altro. Trattiene le lacrime la barista che lavora nella caffetteria sotto casa di Marco Cossi, il 48enne assassinato domenica notte in via Isonzo a Padova. Faceva colazione lì tutte le mattine e poi portava a casa il cappuccino alla mamma che non poteva uscire. Colazione qua, anche colazione porto su con mamma insieme, ma il ragazzo troppo buono, anche dopo il pomeriggio lavoro finito, anche porto cappuccino per la mamma. La famiglia di Marco Cossi è chiusa nel dolore. Nell'appartamento di via Padova a Selvazzano è arrivata la sorella per prendersi cura dell'anziana madre distrutta. 48enne, fisico massiccio, sempre gentile, Cossi non alzava mai la voce e non litigava mai con nessuno. Lo ricordano così gli amici del bar che, commossi, preferiscono non farsi riprendere. Persone perfette. Perfetta, bravissima. Lo conoscevi anche tu? Sì, tutti quanti conosciamo. Tutti. Era un amico. Cosa vi ha detto sabato? Ma niente, era allegro, siamo stati qua. Lui sempre saluta e caffè. Era tranquillissimo. Stava sempre con la mamma, sempre alle 8 di sera, lui era a casa, alla mattina alle 7 era già via al lavoro. Era una bravissima persona. La sera non faceva mai tardi, raccontano. Domenica invece Marco Cossi è uscito dopo cena per l'appuntamento, forse con il suo assassino. Il giorno dopo avrebbe dovuto aprire una nuova attività di food truck, un camioncino per la vendita di panini, un progetto di cui aveva parlato con un altro amico del bar. Io sempre vedevo qua, bevo caffè, ciao, saluto, come stai? Bene. Mi aveva detto che mi c'era fra un po' un lavoro, camion, anche io lavoro in un'altra azienda. Faccio panini di notte. Marco Cossi, oltre al sogno del food truck, aveva un lavoro stabile, una vita regolare, nessuna frequentazione pericolosa, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine, insomma un profilo normale. Lo conoscevo di vista, era una persona tranquillissima che vedevo sempre qui al bar con i suoi amici. L'uomo prima di morire ha cercato di difendersi, lo testimoniano i fendenti che lo hanno raggiunto anche alle mani nel tentativo di proteggersi il volto, ma la furia del suo assassino non gli ha lasciato scampo.